Sentiamo la voce di chi ha vissuto in prima persona questa terribile strage di Nassiriya, il suo racconto, il dolore di un'esperienza così forte che ha cambiato profondamente la sua vita, ha stravolto il suo carattere. In questo momento si trova in una sensazione di vuoto e abbandono. Ascoltiamo la testimonianza dell'appuntato dei Carabinieri Pietro Sini. Tu pensa, caro Gianni e cari telespettatori, che quando è successo il fatto io stavo a casa e ho visto quelle immagini. La prima persona che Hai riconosciuto? Sì, era Pietro Sini, che aveva sulle spalle alcuni feriti e uno per volta cercava di portarli in salvo. Guardate. Tutto è successo in una manciata di secondi perché era evidente che qualcosa aveva cambiato. È come quando si spegne un pulsante che cambia e si diventa tutto buio. Così è stato quella mattina, mentre mi allontanavo dall'ingresso della base, salutati i colleghi che erano con me, tempo forse di contare a 10 penso non ci si può arrivare. Mi sono trovato catapultato con la mia macchina di servizio, un Defender, e non si capiva se era un RPG, una mina o che cosa. Il veicolo si è spento, una volta sceso dal veicolo ci siamo resi conto che la base dietro di noi non c'era più, di tutti di più cadeva dal cielo. Fiamme di fumo, il tempo di rendersi conto ciò che stava accadendo. Come si vede da un filmato, mi sono lanciato dentro la base per salvare il salvabile. Quello che rimaneva della base era un'ecatombe di corpi straziati e di gente comunque che urlava all'interno della sede. Nella missione Antica Babilonia avevo un incarico particolare. Sono stato il primo istruttore addetto al PET, Police Evaluation Team, preposto per l'addestramento della Local Police che della Traffic Police. In quella mattina purtroppo, brutto a dirsi, verificare tutte le posizioni degli agenti della polizia irachena in punti strategici. Si sapeva che qualcosa stava per succedere, anche perché quel tratto di strada era stato posizionato a senso unico. La mattina eravamo in giro dalle 7 di mattina per verificare i servizi e stavamo rientrando un attimo in sede con l'altra squadra che purtroppo non ci sono più, chi era con me sono tutti deceduti. Dovevamo incontrare il personale della brigata Sassari, di cui anche il maresciallo Olla, che non c'è più, purtroppo anche lui è deceduto in quell'evento, il tenente Ficucello che era comandante di quella squadra. L'altra squadra dei Carabinieri con l'altro Defender ha fatto ingresso in quella sede, io ho fatto retromarcia col mezzo e mi sono allontanato. Loro purtroppo hanno perso la vita lì dentro e io, forse per un colpo di fortuna, non si sa cosa sia successo in quel momento, ho deciso di non entrare più, di continuare quello che era il servizio di verifica del personale iracheno, sia i ponti che gli incroci, però è successo quello che uno mai può immaginare mai. La sera prima si è fatta la cena di addio, perché noi dopo 2 giorni, esattamente il 13 sera, dovevamo partire da Nassiriya per fine missione. Il 13 sera sul tetto della base, meglio conosciuta come Maestrale, il nickname Animal House, su quel tetto abbiamo celebrato una cena con personale inglese, con personale statunitense, con personale della brigata, con personale della Croce Rossa, per salutare un momento molto, molto toccante, perché comunque si è ripercorso 4 mesi di grosse difficoltà, considerato che siamo arrivati sul teatro che effettivamente mancava all'incirca il 50% della logistica. La location di quella base, delle 2 basi, nelle sponde del fiume Eufrate, nel centro della città, bersaglio molto facile da colpire da qualsiasi cecchino o da mortaista. La base è nata lì perché l'Arma dei Carabinieri pensava di riuscire a instaurare un comando territoriale come nel nostro Stato italiano. Ahimè, con gli arabi non si scherza. Noi lì abbiamo fatto un grande compito di polizia, non è andato giù a chi in quel territorio gestiva il potere religioso politico. Quindi da una parte abbiamo lavorato benissimo, purtroppo dall'altra parte abbiamo creato uno scompenso perché acquisendo diverse notizie su quello che a noi interessava sul territorio, abbiamo creato dei problemi con chi non vedeva bene i Blue Boys, che i Blue Boys erano i carabinieri. Un trauma di queste dimensioni
Non ci sono farmaci o altro che possa cancellare. Per l'amministrazione sono stato riformato a distanza di tempo, non più idoneo a un servizio operativo. Il problema di base è un altro. Come decorato da diversi enti sono stato abbandonato. Accettiamo anche questo. Dopo aver servito per circa 30 anni lo Stato italiano, l'Arma dei Carabinieri, essere abbandonato come una mela marcia non è che fa piacere né a me né alla mia famiglia e né ai cittadini che mi conoscono. La vergogna di uno Stato italiano, la vergogna dell'Arma dei Carabinieri, perché poi lo Stato italiano in un modo o nell'altro si è fatto vivo e ha cercato di salvare il salvabile. La famosa storia della mia medaglia posta in pagamento, che poi qualcuno ha voluto vedere chiaro che la mia non era una ritorsione contro lo Stato, portare alla luce le problematiche che ci sono tuttora per coloro che sono riconosciuti vittime del terrorismo con una legge dello Stato italiano, ma la mia amministrazione fa bene, ha voluto far bene a dimenticare. Quindi possiamo partire dallo Stato apicale dell'Arma dei Carabinieri al comando paritetico che è la stazione dei Carabinieri, fatemela passare, non gliene può fregare più di meno. Essendo anche una medaglia d'oro riconosciuta dal Presidente della Repubblica all'interno di un cassetto, perché non gradita in questo territorio. Quello che io ho salvato purtroppo mi hanno abbandonato per motivi che veramente fanno male, perché si sono venduti. Non hanno mai voluto citare il mio nome, probabilmente su ordine di qualcuno, in cambio chissà di qualcosa. Mentre gli altri della missione mi chiamano, ci sentiamo, gli auguri, adesso in questi giorni c'è l'anniversario, quindi ci si sente. Gli inviti non esistono nell'Arma dei Carabinieri, non esistono a seguito di questo evento. Una lettera anche semplicemente di buon Natale, un augurio, io ho cercato di farlo bene fino alla fine. Uno dei ricordi più belli è di quella mattina lì, che è giustamente il più anziano della missione, il luogotenente Fregosi. Abbiamo ripercorso la nostra storia, mi raccontava tante cose, di quanto la vita cambia. La sera prima tutti hanno telefonato alle famiglie dando indicazione, quindi l'11 sera, la sera della cena, dando indicazione che il 13 notte si rientrava in Italia. È stata donata dai Lions Club di Porto Torres, dottor Bazzoni. Io quando è stata, istituito un po' tutto, mi trovavo in missione a Pristina. Mi fecero rientrare proprio per inaugurarla. Sono fiero di essere stato carabiniere e l'ho scritto al Presidente della Repubblica, che non mi ha mai risposto. Rifarei tutto, rimetterei in gioco la mia vita come ho fatto il 12 novembre. L'unica cosa che rimane è se questo è quello che viene dato al carabiniere, che loro chiamano eroi solo quando sono dentro una cassa di legno. Il carabiniere vivo non fa piacere.